Giulia e Elena che si abbracciano, una foto allo specchio in bianco e nero, resta in power, resta in forze, sii presenza. È così che Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ha voluto ricordarla con un post su Instagram a pochi minuti dalla notizia del ritrovamento del suo corpo senza vita. Con lei anche il fratello Davide, Giulia che abbraccia un peluche e un saluto, ti amo, sussumina. Vieni al concerto di Calcutta con me? Se domani sono io, mamma, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. È con le parole dell'attivista peruviana Cristina Torres, rimbalzate sui social, condivise anche da Elena sul suo profilo, che attivisti e attiviste stanno facendo parlare il corpo di Giulia. Alla vigilia del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sui social si riversa la rabbia anche tramite gli hashtag che su Twitter contano più di 100.000 commenti. Lo sapevamo tutte, quello che spicca su tutti gli altri. Cordoglio poi da tutte le forze politiche e dalle istituzioni per una storia che non doveva avere questo epilogo. Dalla Premier Meloni a Luca Zaia. Ho sperato in un epilogo diverso fino alla fine, scrive la prima ministra, che con il governatore della regione si stringe attorno alla famiglia. Con loro anche il segretario regionale del PD, Andrea Martella. Perentorio il presidente del Senato La Russa, lo sconcerto per l'ennesimo femminicidio. Nessuna giustificazione per l'assassino, si legge nel pensiero che ha affidato ai social. E nel suo profilo Facebook il papà di Giulia, Gino Cecchettin, pochi giorni fa, quando ancora era viva la speranza, scriveva: «Non riesco ad immaginare di entrare in casa e non sentire più. Ciao, papino».